Cavalli di 3 anni in questo miglio, il più affollato del pomeriggio bolognese. 14 al via, 1 Dragster Pink, 2 Duce Spritz, 3 Daghi Daghi, 4 Dollar Baby, 5 Dolly Mo, 6 Duel MTT. Seconda linea 7 Duetta Lenny, 8 Drazed Wild, 9 Dragonair, 10 Diomede GSO, 11 Django Gams, 12 Dubai Step. In terza fila 13 Domino, 14 Delfo Digea. Corsa piuttosto incerta con Diomede GSO e Dragonair che sono i più seguiti. Seconda fila però per loro, macchina intanto che accelera. Partiti la velocità iniziale di Dolly Mo che va numero 2 Duce Spritz squalificato, numero 6 Duel MTT squalificato. In seconda posizione va Daghi Daghi nei confronti di Dragster Pink, mentre all'esterno avanza Dollar Baby. Completati 200 iniziali in 15,6, l'errore di Dollar numero Baby. 4 Dollar Baby squalificato. C'è la mossa di Daghi Daghi che anticipa la progressione di Dragonair e sfila in testa nei confronti di Dolly Mo dopo 400 metri completati in 31,2. Lungo la corda segue più indietro Dragster Pink che ha all'esterno Dragonair. Al largo c'è anche Django Gams, debuttante, con in schiena Diomede GSO. Intanto 600 in 46,9. In vantaggio è sempre Daghi Daghi nei confronti di Dolly Mo. Dragster Pink all'esterno, la progressione di Dragonair che cerca di avvicinare la testa. 800 in 1,2,2. Tanto percorsi esterne si muovono anche Django Gams e Diomede GSO, ma per il momento Daghi Daghi non si lascia avvicinare. Prova nuovamente a progredire al largo Dragonair che sopravanza a 550 dal palo Dolly Mo. Avanzano anche Django Gams e ora Diomede GSO. Intanto Daghi Daghi entra in vantaggio sulla curva conclusiva. L'errore anche di Diomede GSO. Numero 9 Dragonair squalificato. E così in numero seconda 10 posizione Diomede GSO c'è Django Gams squalificato. che cerca di avvicinare Daghi Daghi. Intanto avanza anche Delfo Digea. Completamento della curva finale, ingresso addirittura d'arrivo, Daghi Daghi in vantaggio. Django Gams che prova all'interno, ma Daghi Daghi ha ancora una lunghezza di vantaggio. Finale con Django Gams che prova a recuperare sul traguardo, però è probabilmente ancora Daghi Daghi che salva la vittoria. 1.17,6 il ragguaglio conclusivo. Andiamo a rivedere però le fasi finali perché l'arrivo è molto serrato fra Daghi Daghi e il debuttante Django Gams che nel finale guadagna terreno e sul palo è però ancora Daghi Daghi che conserva una testa di vantaggio sull'avversario. Successo quindi per Daghi Daghi. Alessandro Fonte in sediolo, training di Massimo Trevellin per conto del signor Giorgio Gargiulo.